Io fondai Prisma nel 1983, ero un dipendente e ho deciso di mettermi in proprio e così ho fatto. Sul settore terrestre lavoriamo con studi di architettura, per cui la personalizzazione è dovuta a quello che vuole l'architetto e il cliente. Nel navale ci sono delle condizioni particolari per cui non puoi fare tante cose. Nel settore privato, domestico, lì abbiamo una linea Ego che è veramente personalizzata, disegnata da un architetto che sta avendo veramente grande successo. Il periodo Covid è stato per noi un periodo un po' difficile, l'abbiamo superato rispettando tassativamente quelle che erano le regole imposte e tutto sommato non è stato così disastroso come pensavamo. Il nostro settore era il settore più colpito, perché il settore alberghiero, il settore della ristorazione era fermo, eppure in queste condizioni noi abbiamo continuato a lavorare e a produrre e avere tante richieste da parte dell'Italia, ma soprattutto da parte dell'Europa, del sud-est asiatico e anche dell'America. Il nostro punto di forza penso che sia avere la possibilità e la capacità di fornire dei prodotti personalizzati. Credo che questa sia la nostra forza. Lavoriamo con studi di architettura, per cui ogni impianto viene personalizzato e di questo ce ne viene reso atto. Proprio questa mattina ci è arrivata una mail da parte di un cliente che ha detto: grazie, i prodotti che ci avete fornito sono opere d'arte. Questo è uno dei più bei regali che potessi ricevere e complimenti che potessi ricevere. Parti, inizia, dati da fare, che troverai la strada giusta per arrivare dove vuoi arrivare. Però devi avere la forza e la volontà di voler arrivare, non fermarsi al primo ostacolo.